Oggi si è concluso questo convegno dal titolo La scuola che accoglie, educa e custodisce. Ecco, facciamo una sintesi di ciò che è stata oggi questa iniziativa che ha visto la presenza dei vertici del vostro sindacato e della vostra associazione e anche dell'Arcivescovo Don Damiano. Sì, oggi per noi questa è stata una giornata importante, una giornata celebrativa. Abbiamo voluto celebrare un valore aggiunto che si trova nel nostro territorio di Agrigento e questo valore aggiunto è dato dalle nostre scuole di ispirazione cristiana. Per questa la presenza del Vescovo, del Sindaco e della Presidente regionale della nostra federazione, proprio per dare quella voce a quelle scuole che vengono considerate a volte di secondo grado, in secondo piano, ma in realtà non è così perché sono delle scuole che hanno un valore intrinseco che è quello proprio di essere di ispirazione cristiana. Ecco, la vostra presenza nel territorio agrigentino come si articola? In tutta la provincia ovviamente. Sì, noi siamo presenti in tutta la provincia di Agrigento con le scuole sia dell'infanzia, con gli asili nido e con le scuole primarie di ispirazione cristiana. Sono 39 le scuole aderenti alla federazione su 45 circa presenti sul territorio, quindi circa il 90% delle scuole sono FISM, scuole federate. Queste scuole racchiudono più di 1700 bambini e racchiudono anche più di 300 persone tra educatori, insegnanti, personale ATA e quant'altro. Oggi un interessante convegno qui ad Agrigento per fare il punto un po' della situazione, la scuola che accoglie e custodisce. Ecco, quanto è importante la vostra azione nel territorio e cosa si differenzia dalle altre? Ma è importante perché comunque le sfide oggi sociali, dell'accoglienza, dell'attenzione verso le fragilità, verso le famiglie che oggi appaiono in difficoltà, disgregate. Oggi è importante sicuramente dedicare a loro un luogo appunto che accoglie, che educa, che prende soprattutto in carico le famiglie e le fa sentire al sicuro. Come federazione abbiamo deciso di prendere il largo, è proprio il nostro motto per il 50° della nostra federazione che appunto nel 2024 compie 50 anni. Prendiamo il largo perché vogliamo andare avanti, non perché ci sentiamo migliori degli altri, ma vogliamo trainare tra l'altro anche un sistema stando a fianco anche delle scuole statali, dei comuni, di tutti gli attori di questo sistema di istruzione, perché comunque è un sistema che ha bisogno dell'apporto di tutti, c'è bisogno di fare squadra per le famiglie e per mettere al centro i bambini. Don Damiano, oggi un interessante convegno sulle scuole materne a indirizzo cristiano della Federazione FISM di Agrigento. Ecco, lei ha ritenuto di partecipare e di portare il suo saluto. Un saluto, un'attenzione a questo servizio che si rivolge ai più piccoli, quei piccoli che sono da custodire, da accogliere, da educare, quei piccoli che saranno gli adulti di domani. Allora è bene curare le radici perché possano portare frutti buoni e la FISM credo che svolga in modo eccellente questo servizio che è servizio alla società ed è sostegno educativo alle famiglie. Lei ha ricevuto un riconoscimento per i suoi 25 anni di adesione alla FISM. Ecco, un bilancio di questi suoi 25 anni e cosa avete rappresentato anche per il nostro territorio? Allora, sono stati 25 anni meravigliosi. Noi abbiamo iniziato non sapendo neanche cosa ci aspettasse, ma accanto alla FISM, con l'aiuto della FISM, ci hanno fatto crescere, sono cresciuti loro e siamo cresciuti noi. E credo che abbiamo rappresentato un punto fermo per i nostri bambini e per le famiglie dei nostri bambini, perché ce l'hanno affidati e noi li abbiamo custoditi come se fossero stati nostri. E quando il genitore ci dice, quando noi lasciamo i bambini è come se ci sentiamo sicuri, come se li lasciassimo le nostre mamme, credo che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo.